Ferragosto non si festeggia uguale dappertutto. In Casselva, promontorio a cavallo tra i comuni di Premariaco e Manzano, nel Friuli orientale, da alcuni anni va di moda il Ferragosto in collina. Piatti tipici locali, innaffiati da vini dei colli orientali e buona musica. Il colpo d'occhio che appare ai commensali è una cosa unica. L'abbazia di Rosazzo da un lato, il Mataiur dall'altro, che comunicano la loro presenza vestendosi a festa da così farsi ammirare senza nessun narcisismo, con la benedizione di Madre Natura. Musica, spettacolo e bombere, roba da palati fini per qualcuno, tipicamente friulano per gli umani. Al di là dei pensieri, festeggiare in modo sano e naturale il Ferragosto è solo il fatto di riscoprire la nostra tradizione, la nostra storia, la nostra cultura, nel principio tramandato dai nostri avi. Una cosa è certa, laghe e rovine i puins, vin amis un paradis. Signor Sindaco, un grande Ferragosto 2011 quest'anno. Direi un grande Ferragosto, ma un grande luglio e un grande agosto. Cioè, questa è una serata, come può ben vedere, piena. Prima c'era un altro spettacolo, adesso siamo tutti in attesa dei fuochi. Devo dire che la collaborazione con la GIT, grazie al presidente Marino De Grassi, ha dato dei frutti inattesi. La gente oramai sa che questo è un punto fisso, un ritrovo fisso. Credo che questo rappresenti sicuramente un punto di ritrovo e un punto di incontro per tutta la grado turistica. Il sindaco ha detto bene, presidente cosa aggiunge? Aggiungo che il sindaco ha interpretato perfettamente la comune volontà dei due enti, il comune e il grado impianti turistici, di dare una svolta anche sotto il profilo del divertimento. Proprio lavorando assieme in sinergia abbiamo dato un segnale concreto che ha rivitalizzato quest'area del Parco delle Rose. Una spinta in più per questa città. Ma sicuramente una spinta in più, non la diamo solo nel campo dei divertimenti, per quanto riguarda GIT, sempre in collaborazione con il Comune, e questa è la chiave di volta e di svolta nel governo di questa città, lavoriamo anche su tutta una serie di altri servizi, con soddisfazione. L'assessore alla cultura cosa aggiunge? Aggiungo che Grado è davvero una città ospitale, noi amiamo i turisti amano Grado e cerchiamo di offrire sempre di più, veramente. Chi viene a Grado trova un'offerta di eventi, di manifestazioni culturali, turistiche davvero molto ampia. Un punto su cui ripartire. Un punto su cui ripartire, partiremo da adesso, da dove siamo, e amplieremo veramente tutto.